Dopo la pausa invernale riprende oggi, domenica 5 gennaio 2020, il campionato di eccellenza. Sul campo dello Stadio Mecchia il Portogruaro, secondo in classifica, deve vedersela con la capolista, il San Giorgio Selico. All'andata i Granata si erano imposti per 2-1 con il gol decisivo di Denis McCann, attuale capocannoniere del campionato d'eccellenza. Purtroppo oggi McCann non scenderà in campo perché è squalificato. Al termine del primo tempo, quando le due squadre sono andate a riposo sullo 0-0, ho avvicinato Denis McCann e altri tifosi che stavano guardando la partita. Ecco le loro impressioni. Ora siamo con Denis McCann, il capocannoniere del girone di eccellenza, giocatore del Portogruaro. Si è appena concluso il primo tempo tra Portogruaro e San Giorgio Selico. Come è andata secondo te? Ma è una partita difficile, abbiamo avuto due occasioni buone ma non siamo riusciti a sfruttarle, però siamo in partita, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo rischiare niente, la partita è ancora aperta, loro sono una buona squadra e noi sicuramente il secondo tempo faremo qualcosa di più. Ho visto che Pedroso si è mangiato, pare due occasioni purtroppo. No, secondo me non si è mangiato, la prima gli è rimbalzata un po' male, la seconda è stato bravo il portiere che gliel'ha portata via perché l'aveva saltato. Però avrà sicuramente occasione nel secondo tempo di rifarsi. Quindi speriamo che il Porto riesca a espugnare il San Giorgio Selico. L'obiettivo è quello di intanto di portare a casa punti. Dobbiamo aumentare il distacco, è certo che dobbiamo provare a vincere, però è ancora lunga. Perfetto, grazie. Grazie a te. Siamo con Gastone Mascarin, presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro. È appena terminato il primo tempo tra il Portogruaro e San Giorgio Selico. 0-0 con due occasioni nette per il Portogruaro. Qual è il tuo commento? No, beh, una partita un po' equilibrata, ci sono state quelle due occasioni in contropiede lì del centravanti, purtroppo è stato bravo anche il portiere, comunque soprattutto secondo me nella seconda a riuscire a bloccargli la palla. Una gara equilibrata, si vede che sono due squadre comunque che cercano di far calcio, di giocare, sicuramente anche voglia di non farsi male perché essendo un punto di distacco c'è anche l'equilibrio giusto sportivamente e anche capibile, insomma una gara un po' bloccata, ecco. Secondo te oggi si è avvertita la mancanza di McCann? Beh, insomma, direi proprio di sì. Forse è l'uomo che in questo momento è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra, quindi è ovvio che se manca è un'assenza che pesa, insomma. Ecco, insieme anche agli altri due comunque che sono venuti a mancare, i due il terzino e anche l'altro squalificato. Il tuo pronostico per la fine della partita? Io prevedo un po' un pareggio sinceramente, vedo una gara un po' molto bloccata. Ti accontenta un po' tutti e due in fin dei conti? Insomma, sicuramente il Selico uscirebbe indenne dal Mecchia e il Portogruaro rimarrebbe comunque attaccato alla vetta, una sconfitta sarebbe più grave, diciamo. Ecco. Diciamo che il pareggio sarebbe il primo pareggio per San Giorgio Selico perché ha sempre vinto o perso fino adesso. Sì, esatto. Vabbè, comunque stiamo a vedere, poi non ho la bacchetta magica e lo sport, sai, riserva la palla è tonda. Sorprese, esatto. Perfetto, Grazie. ti ringrazio. Grazie. Siamo con Pietro Rambuschi e Giorgia. È appena finito il primo tempo qui a Portogruaro tra il San Giorgio Selico e il Portogruaro. Piero, la tua impressione di questo primo tempo? Il primo tempo ha dimostrato che due squadre si temono e quindi un 0-0 direi giustissimo, quindi presumo che anche il secondo tempo ci sarà un equilibrio, diciamo, in campo, perché vedo che gli attaccanti sono bloccati dalle difese e quindi non c'è grande prospettiva di gol. Onestamente. Quindi tu pronostici un pareggio? Io pronosticavo un pareggio proprio per la mancanza del nostro centravanti McCann, che ovviamente è il nostro grande bomber del campionato e quindi si sente la sua mancanza. Oggi Pedroso ha avuto un paio di occasioni ma non si è dimostrato un degno sostituto, mi dispiace dirlo, ma insomma io spero che mi sconfessi il secondo tempo, però come ripeto, io non vedo una grande partita di attaccanti, quindi non vedo tanti gol oggi in questo incontro. Quindi spero vivamente che qualcuno mi smentisca e che il Portogruaro vinca. Okay. Allora si è concluso l'incontro con un 2-0 netto per il Portogruaro.
Pietro, tu dicevi che forse era più probabile un pareggio, invece alla fine il Portogallo si è riscattato dopo un primo tempo brutto e ha fatto 2 bei gol. Sì, indubbiamente la partita era indirizzata sullo 0-0, ci voleva qualcuno sbloccasse il risultato, chi ha sbloccato il risultato doveva essere solo un difensore perché gli attaccanti sono stati annullati di fatto dalle difese. Quindi noi abbiamo avuto quel capolavoro di gol che ha fatto il Dodo, cioè Dodorico, e quindi poi si è aperta la difesa e abbiamo fatto il secondo gol e avremmo potuto anche fare il terzo e il quarto gol, quindi alla fine abbiamo dilagato e quindi però c'è stata questa prodezza di Dodorico che dico il match winner del Portogruaro Calcio e io definisco oggi Dodorico. Mi sembra che questa volta il Portogruaro negli ultimi minuti ha tenuto la palla, non come le altre volte che si faceva un po' sorprendere, no? Ho avuto questa impressione, è stato più padrone del campo. Diciamo che la mano del nuovo allenatore Socini si è vista anche in questa partita, oltre a quella con la Pievigina, quindi oggi si è confermato e quindi il Portogruaro si è dimostrato la squadra leader del campionato e non a caso siamo in testa a questo campionato e sono sicuro che rimarremo in testa al campionato, quindi io prospetto che il prossimo anno questo gran pubblico che oggi era presente raddoppierà il prossimo anno perché in Serie D faremo di nuovo una gran bella figura. Comunque avremo ancora occasione di parlarne nei prossimi incontri qui a Portogruaro. Va bene, allora ti ringrazio Pietro e alla prossima. Grazie a voi.